Noi abbiamo combattuto, era la terza volta che tentavamo di fare il referendum, e la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Lo dico davanti al bicamerale dell'autonomia, che la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e ci ha autorizzato a chiedere ai Veneti: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni di autonomia? Ci ha detto, non ci ha autorizzato altri quesiti, nuove forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi questo è il contesto nel quale discutere. È un percorso di virtuosità, la chiamiamo autonomia differenziata, ma lo è fino in fondo. Sentir dire che uno chiede troppo, uno chiede di meno, uno è più virtuoso, l'altro è meno virtuoso, lo trovo anche questo anacronistico, perché il legislatore, ma del resto anche i padri costituenti nel 1948, intravedevano comunque la possibilità di dare un'ossatura di logistica istituzionale assolutamente federalista a questo Paese. Il tema è che la virtuosità deve essere premiata. Noi non stiamo proponendo la secessione dei ricchi, non stiamo proponendo un progetto di sublimazione dell'ingordigia e dell'avarizia del nord o altre boiate che sento dire. Noi stiamo semplicemente dicendo metteteci alla prova, chiamo che la discussione entri in Parlamento. E noi potremmo affrontare la discussione parlamentare lasciando ampio spazio al Parlamento di dare indicazioni, di dare suggerimenti, considerazioni, tutto quello che volete. Ma dobbiamo discutere, o meglio dar modo al Parlamento di discutere, a mio avviso, ma è una mia posizione personale, sulla base di un contratto, di una bozza di contratto.